Ci siamo accorti che molto spesso le aziende concentrate sul lavoro quotidiano non si occupano della salute dei loro conti. Succede anche questo in tempi di crisi, piccoli imprenditori artigiani talmente concentrati sul loro lavoro per mantenersi a galla da non riuscire ad avere però concretamente il polso della loro situazione finanziaria. Molto spesso hanno una concentrazione di fatturato con pochissimi clienti e non sanno soprattutto se questi clienti godano di buona salute economica. Come dire il cane che si morde la coda, non si riesce a uscire dal tunnel della difficoltà e molte aziende chiudono quando basterebbe un po' più di informazione. Così ha deciso di pensarci la Confartigianato della Marca con un vademecum ad hoc. Noi con questo manuale abbiamo improntato un decalogo per cui l'azienda o l'imprenditore, mettendo in atto certe semplici procedure, è più tutelato dal rischio del credito e mitiga il rischio del credito. Un volume realizzato dopo studi su un campione di imprese trevigiane. Quando le cose andavano bene bastava una telefonata e il committente pagava. Adesso quella telefonata non basta più, bisogna attivare dei processi anche legislativi, anche legali, che in qualche modo aiutino queste aziende a portare a casa i loro crediti al di là dell'aspetto amicale. Certo è che la situazione delle aziende della provincia di Treviso, conferma il presidente della Confartigianato, è una delle peggiori di tutto lo stivale. Negli ultimi 12 mesi hanno chiuso quasi 1000 aziende, negli ultimi 5 mesi, anzi nei primi 5 mesi 2015, vediamo un ricorso esponenziale verso i concordati fallimentari e questo è un rischio grave per le nostre imprese perché abbiamo visto che quando vengono coinvolte in questi concordati recuperano pochi soldi e a loro volta vanno in difficoltà e falliscono.